Buon pomeriggio amici telespettatori, siamo in diretta, sono le 15 per questo secondo appuntamento con Salute e Prevenzione. Come anticipavo mercoledì scorso, il tema che tratteremo quest'oggi è dedicato alla chirurgia protesica dell'anca. Lo facciamo con due accorsati professionisti. Io li presento subito. Alla mia destra il dottor Massimo Candela, ortopedico, nonché direttore del Due Spoc, Paola Rossano, giusto? Giusto. Bentornato, era un po' che ci dovevamo vedere, dottor Veramente, Candela, da qualche anno, insomma, anno. anche se i nostri primi incontri televisivi risalgono a tanti anni fa. E buonasera a Claudio Caputo, lui è fisioterapista e osteopata, quindi anche questa una branca molto interessante e devo dire molto utile. Allora, cominciamo subito. Intanto vi dico, amici da casa, che se lo gradite, se ne avete voglia, se ne avete necessità, potete chiamarci al numero che vi dico subito, 0984 841720, per porre le domande, insomma, del caso che tratteremo oggi, dell'argomento che tratteremo oggi. Allora, intanto, dottor Candela, partirei subito col chiederle che cos'è l'anca e come funziona un'anca normale in situazioni appunto di normale fisiologia. Normale fisiologia, innanzitutto buon pomeriggio a tutti i telespettatori, sono veramente felice di ritornare in questi studi, ci ho visto all'inizio tanti anni fa. Niente, la patologia dell'anca bisogna inquadrarla innanzitutto da bambino, perché i primi problemi potrebbero avvenire già nell'utero materno, perché lì si potrebbero avere delle problematiche che potrebbero portare a una displasia congenita dell'anca. E questo è molto importante riuscire a fare. Scusi se la interrompo, lo ricordo già da tanto tempo che c'è uno screening che si fa, no? Proprio per evitare. Si fa lo screening si fa subito appena alla nascita, si fa una valutazione clinica e se nella valutazione clinica c'è il sospetto del segno dello scatto, il segno dell'ortolani, allora a quel punto occorre fare una ecografia. L'ecografia si effettua intorno ai 3-4 mesi. Però dobbiamo capire se anche la cosa non va bene cosa succede? Se la cosa non va bene, appunto, ci sono dei vari gradi di angolo a livello dell'acetabolo. Se tutto questo non rientra nei canoni, allora a quel punto bisogna iniziare a prendere dei primi provvedimenti. Il primo provvedimento potrebbe essere l'uso di un doppio pannolino. Questa è la prima cosa, perché bisogna sempre mettere in chiaro che l'ecografia è un esame ottimo, non invasivo, però è un esame sempre esaminatore dipendente. Io aspetterei sempre ai 4 mesi e mezzo, quando si riesce a vedere il nucleo della testa del femore, e allora a quel punto farei una radiografia. La radiografia è quella, è standard, e sulla pellicola io riesco a fare le mie misurazioni. In base alle misurazioni, allora a quel punto poi si decide se basta solo il doppio pannolino oppure dobbiamo prendere dei provvedimenti tipo il divaricatore. Ah, ecco, già ci sono le telefonate? Vabbè, dai, anche se di solito le spostiamo un po' nel tempo, però va bene. Pronto, buonasera? Ecco, ho guffato io, caduta la lì. Diceva? Quindi questa è la prima patologia. Con la crescita si possono verificare tante altre patologie. Una di queste patologie, sempre durante la crescita, può essere l'epifisiolisi, cioè la testa del femore durante la crescita, soprattutto in dei ragazzi ben definiti con patologie anche a livello testicolare, pazienti un po' robustelli. Allora in questo caso la testa del femore tende un po' a scivolare. Questo è molto importante riuscire a fare diagnosi, perché nel momento in cui la diagnosi passa a misconosciuta, allora ci potrebbero essere degli esiti devastanti. Fatta diagnosi, occorre fare una stabilizzazione con dei mezzi di sintesi, ora ci sono delle viti in titanio, in modo tale da ricreare la normalità.
Poi bisogna stare attenti anche a un'altra patologia che può verificare, però questa non tanto nel giovane, ma soprattutto non nell'adolescente, ma più nel giovane anziano, è la necrosi avascolare della testa del femore. La necrosi avascolare della testa del femore altro non è che la stessa cosa che può avvenire a livello cardiaco, cioè si ha una diminuzione dell'afflusso ematico a livello dell'osso e quindi l'osso va in crisi e va incontro a necrosi. Anche in questo caso bisogna prendere dei provvedimenti che è molto importante riuscire a fare diagnosi repentino, perché dobbiamo capire che nel primo stadio la lastra non ci fa vedere niente, allora bisogna avere il sospetto e fare subito, in questo caso, dopo aver fatto la radiografia, una risonanza magnetica. Anche in questo caso... Che dà magari indicazioni più precise, più chiare. Okay. Un'altra patologia, e quindi concludiamo con i giovani, è la malattia di Perthes. Anche in questo caso la testa del femore va incontro a una riduzione sempre dell'afflusso sanguigno che può portare ad una perdita della sfericità della testa del femore con un'artrosi secondaria. Questa per quanto riguarda soprattutto le patologie del giovane. Sì, io volevo anche dare giusto 2 numeri, no? Perché leggevo riguardo a questo argomento e leggevo che ogni anno in Italia vengono eseguiti circa 100.000, allora non so se lei è d'accordo con quanto io ho letto, 100.000 interventi di questo tipo con un aumento del 5%, probabilmente grazie al fatto che oggi i materiali con i quali vengono costruite queste persone sono molto migliorati rispetto al passato e che non è più una patologia, un disturbo, non so come meglio definirlo, che riguarda soltanto gli over 50 o gli over 60, ma anche 20.000 vengono fatti anche sui giovani. Il problema è questo, ormai l'intervento di protesi d'anca è diventato un intervento rutinario, mentre prima serviva soprattutto al paziente per togliergli il dolore, ma c'era una certa resistenza da parte di noi italiani ad operare al di sotto di una certa età. Ormai questo tabù è stato superato da tanti anni, anche per il fatto che ci sono nuovi materiali ma anche nuove vie chirurgiche. Ormai l'intervento di protesi d'anca, il paziente non vuole soltanto tolto il dolore, ormai noi stiamo attenzionando i nostri risultati non solo sulla durata della protesi d'anca come impianto, ma stiamo indirizzando la nostra attenzione sul grado di soddisfazione che il paziente ha per quello che gli è stato fatto, anche perché al di sotto di 50 anni il paziente chiede addirittura di riprendere l'attività sportiva. E questo è molto importante, da questo punto di vista ci stiamo anche noi americanizzando. Certo, certo. Allora abbiamo detto come insomma, la funzionalità, il funzionamento in situazioni di normalità, però può accadere che per vari motivi questa normale funzionalità venga ad essere appunto compromessa, no? E quindi abbiamo sentito per vari motivi, nei bambini per i motivi che abbiamo già sentito, negli adulti perché? Quali sono le cause? Negli adulti il 95% delle cause di pazienti che portano all'artrosi sono idiopatiche, cioè è un'artrosi primitiva. Poi ci sono le secondarie, sono tutte quelle che abbiamo elencato prima. Negli ultimi anni si è affacciata all'attenzione una nuova patologia, la sindrome da conflitto acetabolo-femorale. Acetabolo, spieghiamo cos'è? L'acetabolo è la parte del bacino dove si incastra la testa del femore. Allora ci deve essere una congruità fra la parte sferica convessa della testa e la parte concava dell'acetabolo. A volte però tutto questo non viene mantenuto e si crea un conflitto che poi nel tempo tende a formare nuovo tessuto osseo. Anche questa cartilagine che si va a sottigliare, e infatti una delle caratteristiche appunto dell'artrosi è la perdita della rima articolare, la riduzione appunto della rima articolare con una ridotta articolarità, naturalmente associata al dolore. Ecco, quali sono i sintomi predominanti, il sintomo che il paziente o la paziente lamenta
e che quindi vi spingono a pensare che... Ormai cioè, il primo sintomo è il dolore. Successivamente, dolore fortissimo a livello inguinale, a volte questo dolore dall'inguine si può irradiare lungo la faccia mediale della coscia, lungo gli adduttori e si ferma a livello più o meno sopra il ginocchio. Ma la cosa importante qual è? È la limitazione funzionale, cioè il paziente non riesce ad effettuare i normali gesti quotidiani, tipo salire le scale, calzare le scarpe, mettere i calzini. Allora normalmente raggiunge la nostra... Anche mettersi a sedere forse? A sedere bene o male trova sempre un modo per riuscire a sedersi. E quindi giunge alla nostra attenzione perché praticamente la sua qualità di vita nel tempo sta diminuendo e quindi ormai ci si opera per migliorare appunto questa qualità. Ci sono dei suggerimenti o delle piccole cure che magari si tentano prima di ricorrere proprio all'intervento chirurgico vero e proprio? Sì, si possono effettuare sicuramente quando c'è il dolore e l'infiammazione, quindi degli antinfiammatori. Importante è il calo ponderale, quindi bisogna educare il paziente che... Bisogna dimagrire. Bisogna dimagrire. Purtroppo ogni paziente dice, ogni medico mi dice che devo dimagrire. Cioè, io dimagrimento veramente per generalmente, cose, sì, generalmente questa cosa io la dico al termine della visita, così non irrito il paziente, perché altrimenti si irrita subito. Dice, già è nervoso. Già è nervoso. No? Dice, già io ho questo dolore e soffro, adesso mi devo sentire anche la paternale che devo dimagrire. Però vi tocca, insomma. Tocca. Poi sicuramente c'è la parte fisioterapica. Di cui parleremo dopo, certo. Bisogna mantenere sempre l'articolarità dell'anca, fare degli esercizi, soprattutto in scarico. Cercare di educare il paziente a non deambulare su terreni sconnessi, salite, discese, magari il cacciatore che ama fare una caccia dietro, cioè camminandosi, gli consigliamo una caccia stanziale, oppure chi va a funghi è meglio non... cioè ci sono tante piccole accortezze. Capita anche di consigliare, non lo so, mi immagino io dei plantari, faccio per dire, qualcosa che possa... Ma i plantari... Questo è un qualcosa che bisogna non sfatare, nel senso che... I plantari comunque occupano un capitolo a parte, no? Perché cioè, sì. Ci siamo occupati altre volte di... Vabbè, poi ne parliamo in un'altra occasione. Cioè io non è che odio i plantari, però... Vanno contestualizzati. Vanno contestualizzati, è se vero. io... Purtroppo c'è questa moda ora, magari rischio di irritare qualcuno che li prescrive, però se io ho strutturato... Beh, poi dipende, insomma, ogni caso certo, è un caso a sé. Un caso a sé, però se io ho strutturato la mia colonna e il mio bacino per anni in un certo modo, non è che mettendo il plantare curo l'artrosi, innanzitutto vado ad alterare un equilibrio che si è formato negli anni e fin quando io non ricreo quella omeostasi, cioè quell'equilibrio, potrei fare addirittura più danni. Certo. Quindi i plantari... Quindi, insomma, all'inizio si cerca di suggerire, di provare queste strade alternative, ecco, per meglio spiegarci. Se poi comunque ci si rende conto che il dolore è ancora molto forte, che le attività quotidiane sono come dire, quasi impedite, insomma, sì. Oppure rese molto molto difficili, allora a quel punto veramente si ricorre necessariamente, si deve ricorrere alla chirurgia. Ecco, le volevo... C'è un'ultima cosa, sì? Per essere precisi. Mi scusi, dottor Candela, abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera. Prego, buonasera, chi è in linea? Complimenti per la trasmissione perché è interessantissima, eppure l'ora, il palintesto rinnovato va benissimo quest'ora per noi. La salute e i medici. Grazie signora. Da dove ci chiama? Da Rende. Da Rende. Prego. Vorremmo sapere, se è possibile, il numero del cellulare del dottore Candela. No, vabbè, questo dopo, signora.
Inseparata capito, però ho chiamato alla sua redazione, però non l'hanno dato. Come facciamo per metterci in collegamento con il dottore? Ma lo diciamo una volta per tutte, lo diciamo una volta per tutte. Allora, a fine trasmissione, perché capita, lo capite bene, per ogni argomento che noi trattiamo, sistematicamente molti di voi telespettatori giustamente ci chiamate perché volete sapere come raggiungere i nostri professionisti, ed è giusto. Quindi noi a fine trasmissione volentieri vi diamo i recapiti dei nostri amici. Quindi la signora, signora, noi pensavamo lei avesse qualche problema. Il problema c'è in Allora effetti. faccia la domanda, mattina... comincia ad approfittarmi a gratis del dottor Candela. Sì, grazie, no? grazie. Ma scherziamo, facciamo una battuta. Allora, volevo appunto dire che si tratta di una paziente anziana, di mia mamma, si tratta di 80 anni, che ha effettuato delle cure a guardia, delle cure termali, di fisioterapia, e insieme a queste, per quanto riguarda l'ernia del disco, ha fatto dei massaggi. Ora c'è stata una riacutizzazione di tutta la questione. È possibile che i massaggi abbiano potuto scatenare una situazione del genere, le cure? Bella domanda. Grazie signora, ascolti pure la risposta, può mettere giù il telefono così diamo modo ad altre persone di chiamarci. Prego, Va dottor. bene, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Il massaggio è una di quelle diciamo, pratiche che si consigliano anche in pazienti che hanno ernia del disco. Cosa invece da proscrivere sono le manipolazioni nei pazienti che hanno ernia del disco. Nella fattispecie una paziente di 80 anni, quindi io mi ritrovo sicuramente, oltre all'ernia del disco, dei fenomeni artrosici, quindi ci sta che tutto questo abbia potuto provocare magari d'estate un po' di freddo, ha fatto magari un po' di sforzo, quindi va contestualizzato in questo ambito. Penso che con un antinfiammatorio, magari associando a un ciclo di TENS, ionoforesi, oppure come ultima ratio l'agopuntura, penso che si risolva tranquillamente. Certo. Beh, io anche adesso lo chiediamo al nostro fisioterapista osteopata, giustamente come diceva il dottor Candela, attenzione alle manipolazioni, anche voi stessi credo che abbiate un quadro chiaro di quando intervenire, no? Certo, innanzitutto buonasera, grazie per avermi invitato a questa trasmissione. Allora, per quanto riguarda le manipolazioni, tutto è manipolazione, anche l'impasto di una pizza è una manipolazione. Il discorso della manipolazione va contestualizzato e bisogna capire che c'è differenza tra un lavoro osteopatico e un lavoro manuale, diciamo, normalmente. Cosa succede? Cosa è l'osteopatia? A questo punto lo dobbiamo dire, perché l'osteopatia è un lavoro che si fa in modo dolce. Anche se vieni per il mal di schiena, quel mal di schiena non può essere realmente la schiena, ma può essere anche una disfunzione diaframmatica, una tensione sul colon che tramite la fascia di Told si inserisce sulla colonna vertebrale, mi crea una riduzione di mobilità della colonna, e quindi in una paziente di 80 anni che magari non va bene di corpo può dare ancora più fastidio alle vertebre. Perché bisogna anche valutare, a volte non è neanche l'ernia che dà fastidio, ma è proprio questa artrosi che hanno, con una riduzione di mobilità articolare tra le vertebre stesse, abbiniamo una disfunzione viscerale con una disfunzione viscerale forte, può portare a ancora una limitazione maggiore di mobilità e quindi può scatenare il mal di schiena. Quindi insomma, prima di passare eventualmente a questo ciclo di manipolazioni dobbiamo fare una valutazione. Facciamo prima una valutazione osteopatica, si fa diagnosi differenziale, si valuta se il paziente si può prendere in carico, se è un paziente ortopedico, se è un paziente neurochirurgico. Dopo aver fatto questo noi cominciamo a fare un lavoro sul paziente se lo possiamo prendere in carica. Certo. Quindi facciamo i vari test che vanno fatti per la schiena e quant'altro, e poi si inizia il percorso. È molto dolce, non è una manipolazione cruenta, noi ci mettiamo con le mani in modo molto dolce, è piacevole. Cruente, però. Ci sono anche quelle cruenti, sì, però non è osteopatia. Ecco, l'osteopatia insomma ha questa peculiarità. Sì. Diciamo che l'osteopatia nasce come forma mentis dall'inizio del percorso fino alla fine con questo. Noi impariamo ad avere un ragionamento, che è un ragionamento osteopatico. Ok, va bene. Grazie. Allora, dove eravamo rimasti? Dicevamo prima del trattamento chirurgico. Esatto. C'è da fare ancora un'ultima Riprendiamo cosa. da lì perché ci eravamo interrotti con la telefonata.
si possono fare delle... Sì, ci hanno interrotto di noi, non è colpa No, nostra. concludo così poi passiamo alla parte chirurgica. Ok, dai. E si possono fare delle infiltrazioni, in questo caso ecoguidate, di acido ialuronico. Acido ialuronico che Questo abbiamo detto, stiamo parlando se si per- vuole evitare, tentare per di cercare evitare. di evitare, però dobbiamo avere un grado di artrosi non... Quindi diceva dell'acido dell'acido ialuronico. tramite che viene... Viene infiltrato tramite l'ecografo, perché raggiungere l'anca è un po' più difficoltosa, come il ginocchio o altre Secondo la sua articolazioni. esperienza funziona, ha funzionato, lei ha... Funziona. Funziona? Funziona, sì, Ok, funziona. buono a sapersi. Pronto? Buonasera, chi è in linea? Buonasera. Buonasera, telefono da Cosenza. Vorrei fare una domanda ai professori che sono in studio. Prego. Allora, vabbè, premettere che nel 2005 ho avuto un incidente in una piscina, mi sono tuffato da un trampolino basso e ho avuto un trauma in piscina, però siccome sono abbastanza il collo tozzo, all'epoca il neurochirurgo mi disse che questo collo tozzo mi ha preservato da danni maggiori. Scusi, non ho capito, il collo? Tozzo? Sono un ok. collo grosso, tozzo, Sì, quindi no, adesso ho che capito. mi ha preservato da danni maggiori. Però diciamo che dal 2005 ho forti dolori, ho perso l'uso del braccio sinistro, poi ho fatto una, se non sbaglio si chiama discolisi, con i sottoguida TAC mi hanno inserito degli elettrodi, diciamo che ho migliorato il problema del movimento dell'arto, del braccio, però i dolori a livello C5, C6, C7 sono fortissimi. Però da un po' di mesi è subentrato un dolore che ho fatto ora la risonanza magnetica e mi dicono che ho una spondodiscoartrosi con osteofittosi marginale anteriore esuberante a livello di 8 e di 9, poi un'osteoartrosi dell'articolazione interapofissaria a livello di 10 e di 11 più marcata a destra, dove mostro una verso l'interno del canale vertebrale andando a sfiorare la corda medullare. Cioè, in poche parole, io vado avanti con contromal antidolorifici perché proprio i dolori sono fortissimi. Da premettere che sono 1,90 m e peso purtroppo 120 kg. Eccola. Chiudo, aspetto la risposta oppure... Sì, metta giù, grazie. Adesso il dottor Candela provvederà a darle la risposta. Grazie a lei. Bisogna innanzitutto inquadrare come mai ha un arto superiore che è ipovalido, se è dovuto al trauma con delle eventuali fratture oppure se tutto questo è dovuto a un'ernia del disco, perché un'ipovalidità a livello dell'arto vuol dire che è una patologia importante e quindi nel momento in cui si deve inquadrare da questo punto di vista, ma non vedo altro modo che non un trattamento chirurgico, perché nel momento in cui si ha l'ipovalidità... In questo caso dove si dovrebbe intervenire? A livello del rachide cervicale, rachide. infatti quello che ha detto dopo, cioè a livello di 8, di 9, di 10, non c'entra niente con l'arto superiore, lì ci può stare, ma grosse problematiche è difficile che ne dà, a meno che non si tratta di delle barre appunto osteofitosiche che possono entrare in conflitto con il midollo, perché ricordiamoci che il midollo fino a D11, D12, a volte ma D12 ancora c'è. Però a quel livello dovrebbe dare delle problematiche a livello degli arti inferiori, quindi la patologia che ha il signore va inquadrata soprattutto a livello cervicale. Una ipovalidità è una di quelle indicazioni assolute per cercare di inquadrare il paziente e di fare chirurgia. Poi che tipo di chirurgia, quella va vista a secondo dei Poi, casi. insomma, ha avuto questo trauma a livello del rachide cervicale, per cui sicuramente questo problema del braccio sinistro può essere una causa di collegato, quello, può essere la causa. Va bene. Allora, quanto è invasivo questo tipo? Ritorniamo alla nostra tematica di inizio, che è appunto la chirurgia protesica dell'anca. Quanto è invasivo oggi, no? Per questo... Diciamo che per riallacciarci al grado di soddisfazione del paziente,
Questo è qualcosa che si è evoluto si è evoluto appunto nel tempo. Però dobbiamo cercare di capire che il lato oscuro dei pazienti che vengono operati di protesi d'anca prima o poi arriva la domanda: ma quanto dura la protesi? Allora, per cercare di farla durare più in là nel tempo, più a lungo possibile. Allora, oltre all'aiuto dell'industria che ci fornisce dei materiali altamente osteoinduttivi, cioè che stimolano appunto la crescita dell'osso, la chirurgia si è raffinata per cercare di avere quella chirurgia mini-invasiva che ci permette appunto di far camminare il paziente già in prima giornata. E infatti è una chirurgia a risparmio sia dei tessuti molli, ma è una chirurgia anche che cerca di risparmiare anche la quantità dell'osso con delle protesi corte. Ok, la fermo un attimo, ripartiamo da qui subito dopo questo nostro breve break pubblicitario. Non cambiate canale perché ritorniamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta dai nostri studi. Ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, stiamo parlando della chirurgia protesica dell'anca, lo stiamo facendo col dottor Massimo Candela e con Claudio Caputo, osteopata e fisioterapista. Allora, ho chiesto prima al dottor Candela quanto fosse invasivo questo tipo di intervento e può continuare. Allora... Generalmente cioè, l'accesso per poter effettuare un intervento di protesi d'anca ci sono varie vie chirurgiche, poi bene o male il chirurgo utilizza quella che ritiene più opportuno. Ci sono delle differenze tra maschi e femmine? Sì, ad esempio quello che dicevo, la via mini-invasiva, l'AMIS, Anterior Minimal Invasive Surgery, chirurgia mini-invasiva, non è che la possiamo fare a tutti, o meglio si può estendere anche a tutti, però ci sono delle grosse difficoltà soprattutto nei soggetti muscolosi, quindi bisogna effettuare una selezione dei pazienti e cerchiamo di dedicarla soprattutto alle femminucce, però anche ai maschietti, però devono essere dei maschietti poco muscolosi. Longilini, sì, poco muscolosi. Questo ci permette appunto, innanzitutto non andiamo a sezionare nessun muscolo, quindi passiamo fra i setti muscolari, quindi non sezionando muscoli avremo sicuramente una riduzione delle perdite ematiche, ma soprattutto abbiamo una ripresa della funzionalità, anche perché noi ci stiamo orientando sul fast track, cioè vogliamo permettere appunto al paziente di riprendere la deambulazione prima possibile. E questo con questo tipo di chirurgia si può fare, però... Qual è il materiale usato per questo tipo di... I materiali ormai sono indifferenti, sia per una chirurgia mini-invasiva o per una chirurgia diciamo per via tradizionale. Quello che cambia sono gli strumenti che ci permettono di fare una chirurgia mini-invasiva, perché gli strumenti normali non si possono adottare per questo tipo di chirurgia, quindi ad esempio il battitore deve avere degli angoli particolari, la raspa altri angoli, quindi occorre un materiale dedicato a questo tipo di chirurgia. Poi questo tipo di chirurgia va fatto con l'ausilio di un letto opportuno. C'è una porzione, un appendice al letto normale che dobbiamo posizionare, perché è importante che poi l'arto deve assumere determinate posizioni. La fermo un attimo, abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, io volevo fare una domanda ai due medici. Sì, prego. Se è possibile. Prego, prego. Sì, allora, circa 18 anni fa mi è stata diagnosticata con una risonanza magnetica un'ernia del disco. Adesso non ricordo bene a che altezza, ma è l'altezza classica dell'ernia del disco. Adesso poi il dottore all'ortopedia mi potrà essere più preciso. La mia domanda è questa: da quel momento io ho avuto piccoli fastidi, mai fastidi esagerati,
Da qualche mese invece a questa parte ho un doloretto continuo, soprattutto con il cambiamento, per esempio con l'arrivo dello sciocco, prima del freddo, questo dolorino si protrae. Io evito di assumere Io non so perché sentiamo, scusi, non so perché non la sentiamo molto bene. Allora, scusi signore, scusi, allora le volevo consigliare, se le è possibile, di ascoltarci dal telefono, non dal televisore, altrimenti noi non capiamo bene, giusto? Io sono al telefono. Oh, adesso è perfetto, prego. Sì, stavo dicendo allora, ricapitolando, brevemente questa ernia del disco, dice qua, volevo sapere, siccome si è ripresentato questo dolorino, che non è eccessivo, non è continuo, io evito gli antinfiammatori, che non ho preso, so che gli antinfiammatori, questo tipo di antidolorifici potrebbero dar fastidio alla pressione, quindi evito di assumere antinfiammatori. Come mai si ripresenta il dolore dopo 18 anni da cui mi è stato diagnosticata l'ernia? E poi volevo conoscere, se è possibile, le nuove frontiere della chirurgia. Ovviamente che cosa mi consiglia il dottore, l'ortopedico in questo caso. Grazie per essere intervenuto, può anche mettere giù il telefono e ascoltare a lei. Allora, 18 anni sono tanti, possono accadere tante cose, no? Prendiamo il caso più semplice, cioè l'ernia del disco, non ci dileghiamo in altre patologie. La gravità dell'ernia del disco, innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è il disco. Il disco è una struttura che è posta fra due corpi vertebrali, formata dal 95% da materiale gelatinoso, che è mantenuto in una camera stagna in modo tale che serve da ammortizzatore ai due corpi vertebrali. Posteriormente è rafforzato da un legamento longitudinale che va però dall'alto in basso diminuendo di grandezza. Quindi le zone maggiormente esposte, più vulnerabili all'ernia del disco sono L3, L4, L4, L5 e L5 S1. Perché dopo tanti anni giustamente il paziente diceva che aveva dolore? Perché evidentemente qualcosa è peggiorato. Magari avrà fatto uno sforzo, questo disco è fuoriuscito di più, quindi l'ernia si è ingigantita. Allora, venendo a contatto o con il sacco vertebrale oppure con la radice nervosa, allora il signore sente dolore. Se è un'ernia centrale, sente il dolore preminentemente a livello della schiena, a livello lombare. Se è posterolaterale o laterale, si ha l'interessamento di una radice nervosa e quindi si ha la cruralgia, se è AL3, L2, L3, L3, L4. La cruralgia è il dolore anteriore alla coscia. Oppure si ha la sciatica classica, un dolore laterale posteriore alla coscia. Che è un dolore veramente... È brutto, è snervante. Sì, è snervante. Ha detto bene. Però dobbiamo individuare appunto queste ernie e i gradi della compressione del nervo, perché a ogni grado corrisponde un tipo di terapia. In questo caso allora il paziente se ha soltanto dolore, siamo in una prima fase, una fase irritativa, allora bisogna appunto cercare di agire sulla parte liquida di questa ernia, perché abbiamo detto che è soprattutto materiale gelatinoso, quindi diamo un forte antinfiammatorio. Il più forte antinfiammatorio è un po' di cortisone. Sfatiamo anche il tabù che per una settimana il cortisone non va a ingrassare, va a ingrassare se uno fa terapie per anni. Benissimo. In questa fase, oltre all'antinfiammatorio, si possono associare dei farmaci che aiutano appunto il nervo, oppure, come dicevo prima, TENS, ionoforesi e agopuntura. Quindi ci si può aiutare? Ci si può aiutare. Però nel tempo non è che sempre noi abbiamo un successo con questo tipo di terapia, perché se l'ernia rimane e comprime il nervo, si ha una fase compressiva. La fase compressiva comporta un passaggio dalla fase in cui si ha il dolore, irritazione, a una fase in cui al dolore si sostituisce, perché il nervo lì è un nervo sia sensitivo che motorio,
La fase sensitiva, cioè il dolore, cerca un pochettino a diminuire, però si ha la compressione alla fase motoria e quindi in questo caso dobbiamo attenzionare appunto se i muscoli innervati da quella radice nervosa hanno un'ipovalidità o meno, perché se c'è l'ipovalidità e con la terapia farmacologica non abbiamo ottenuto quello che volevamo, dobbiamo cercare di evitare che arrivi al terzo stadio in cui poi si ha la paralisi di quel gruppo di muscoli interessati da quella radice nervosa. Allora in quel caso è indicata la chirurgia. Poi che tipo di chirurgia, se mini-invasiva, quello poi si valuta anche con il grado di gravità dell'ernia. Certo. Quanto dura l'intervento della protesi d'anca? I tempi, vogliamo saperlo proprio preciso, vabbè, grosso modo. Un'oretta. Va bene, allora abbiamo detto che praticamente dopo l'intervento, poi non abbiamo finito, poi ci ritorniamo ancora su questo, volevo far lavorare un po' il nostro osteopata, altrimenti... Dunque, abbiamo detto che dopo l'intervento è necessario seguire un percorso riabilitativo, no? Anche perché ci immaginiamo che questo dolore forte che il paziente lamenta e che sicuramente poi lo porterà a decidere per l'intervento, chiaramente questo dolore ci immaginiamo che non scompare così con l'intervento, no? Certo. Ecco. Diciamo che un lavoro utile da fare sarebbe iniziare un percorso prima dell'intervento, anche 4-5 mesi prima, come diciamo all'inizio della puntata, con una buona alimentazione. Quindi perché una buona alimentazione? Una buona alimentazione in primis migliora il tessuto connettivo, quindi abbassa anche i livelli di infiammazione, poi migliora il sonno e di conseguenza si dimagrisce. Quindi, e fa bene anche all'ortopedico che deve andare a fare intervento dopo per la protesi. Chiedo scusa, sentiamo un attimo chi c'ha il telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove chiama? Io, la Cosenza. Prego. Niente, volevo parlare con il professore. Io ho un'artrite polmante, ho avuto 2 protesi bianche, adesso ho il ginocchio che non Possiamo chiedergli l'età? 46. 46. Giovane. Oh, ok. Sì. Prego, può continuare. E niente, volevo parlare con il professore per vedere cosa si potrebbe fare sulle Sì, ginocchia. la sente, prego. E niente, vorrei... Sulle ginocchia si possono fare tante cose, sempre appunto valutando il grado di gravità dell'artrosi, perché nel ginocchio abbiamo vari gradi di gravità. Si parte dagli antinfiammatori, si può passare a una chirurgia mini-invasiva oppure alla protesi, ma se è già deformante penso che siamo già alla protesi. La protesi di ginocchio è un ottimo intervento. Risolutivo? Risolutivo sicuramente, solo che il paziente ha 2 svantaggi. Uno, l'età giovane e l'altra, la patologia. Però ormai con le nuove tecniche noi siamo arrivati, infatti abbiamo programmato per ottobre, un reimpianto, cioè praticamente mentre prima protesi d'anca primo impianto, protesi di ginocchio primo impianto, per noi iniziava a essere tabù già un reimpianto, cioè la sostituzione della prima protesi blanca. Ormai noi siamo arrivati alla sostituzione del reimpianto, proprio perché l'utilizzo di materiali, ad esempio il tantalio, ci permette appunto di andare a colmare quella grossa perdita di osso che si verificano all'anca oppure alle ginocchia. Quindi nel caso del nostro amico... Nel caso del nostro amico io penso che possa essere fiducioso, perché ormai sia i materiali che le tecniche chirurgiche ci permettono di fare degli interventi durevoli nel tempo. Che ci danno soddisfazione. Che ci danno, soddisfazione. Bravo. È tutto chiaro? Per fare una visita con il professore come dobbiamo? Vale quello che abbiamo detto all'inizio. Allora, a fine trasmissione, dopo che noi chiudiamo, potete chiamare la redazione e sarete accontentati. Va bene? Grazie, tanti auguri, grazie per averci chiamato.
Allora, dicevamo, questa necessità poi, dopo l'intervento, di fare un periodo di fisioterapia. Dicevamo che è importante addirittura iniziare prima, fare una buona alimentazione, perdere un po' di peso nel caso, perché è un lavoro che aiuta anche i chirurghi. Poi? Allora, come diciamo, perdere peso, poi bisognerebbe programmare tutto questo anche insieme all'ortopedico, perché il paziente dovrebbe cominciare a fare anche un percorso di rinforzo degli arti superiori in previsione della protesi, perché subito dopo l'intervento sicuramente dovrà cominciare ad utilizzare maggiormente le braccia, tratto cervicale, quindi di conseguenza fare anche dei lavori di postura. È una componente fondamentale, no? Sì, Insomma, sì. Non si può. Insomma, bisogna preparare il paziente al meglio in modo da dargli consapevolezza, anche insegnando gli esercizi che dovrà fare dopo l'intervento. Ecco, io volevo chiedere ad entrambi, insomma, se volete potete rispondere entrambi, sui tempi di recupero, no? Perché mi immagino che non saranno uguali per tutti. No, allora ogni paziente è a sé. Dipende dal peso, dipende se è uno sportivo, se non è uno sportivo, se è un paziente che mangia bene, se è un paziente che ha uno stile di vita, il lifestyle inadeguato. Quindi si pensi che gli sportivi recuperano circa il 25% prima rispetto a una soggetta normale, perché il muscolo è più ossigenato, quindi ha una reattività maggiore. Allora, abbiamo una serie di slide che ci possono aiutare a capire questo percorso fisioterapico. Sì, questa slide dice quello che non dovrebbe fare il paziente fondamentalmente, perché ci sono tante cose che il paziente dopo l'intervento, quello che non deve fare dopo l'intervento, sì. La flessione dell'anca associata a rotazione interna del ginocchio ed adduzione può comportare un aumentato rischio di lussazione dell'impianto stesso. A me è capitato infatti in studio di una signora che è venuta e ha detto dopo l'intervento è andata in bagno, ha fatto un gesto, perché purtroppo gli automatismi che noi abbiamo non li riusciamo a togliere, per questo quei 5 mesi prima, per spiegare e insegnare anche tutte queste tecniche al paziente, di non sedersi su sedie basse, quando deve andare in macchina, perché capita che deve andare in macchina, mettere il sediolino dietro, alzarsi, aiutarsi ad alzare la gamba. Anche quando deve andare in bagno. Sì, per tutti quei movimenti che deve fare deve essere quotidianamente, sì, deve essere sempre un po' più sollevato. Sì. Quindi queste sono le cose da non fare. Possiamo proseguire con le slide? Sì. Diciamo, questi sono gli esercizi da fare già dal primo giorno, sono gli esercizi di flesso estensione dei piedi con esercizi di respirazione, migliorano un po' la pompa venosa, migliorano il circolo, migliora anche la qualità del cortisolo e quindi abbassa anche il livello aumenta la tollerabilità al dolore. Questi sono esercizi che deve fare e prima, e dopo, e durante. Abbiamo gli esercizi di stretching da fare subito dopo l'intervento, da 0 a 3 settimane. Come reagiscono i pazienti che dopo l'intervento vengono subito messi sotto? Cioè, perché mi immagino che è anche importante la loro collaborazione. La loro collaborazione, infatti, se sono pazienti che già sanno quello che devono fare e non vanno in cieco, sono pazienti più tranquilli. Poi il paziente fondamentalmente va coccolato, non bistrattato, quindi l'ambiente deve essere idoneo, ci deve essere armonia, il personale che lavora col paziente deve essere allegro, non bisogna dare emozioni negative al paziente. Assolutamente. Ok, possiamo continuare? Sì, questa è la cicatrice. Ecco, il nostro cameraman era interessato alla cicatrice, vedi Michele, ti abbiamo accontentato. Ecco, questa è la cicatrice. Questa cicatrice va trattata. A volte la cicatrice può portare, le cicatrici non trattate possono portare delle disfunzioni anche sui muscoli. Cioè questa è la cicatrice che rimane poi dopo l'intervento? Così. Sì. Ok, questo è un tipo. Questa sì, dopo tolti i punti di sutura, siamo all'inizio qui, no? È una cicatrice quasi fresca, circa 30 giorni. La cicatrice è trattata perché si creano delle leggere aderenze e poi intorno alla cicatrice il tessuto comunque è un taglio. Se si pensa che basta un taglio, l'infiammazione che si crea intorno della cute, anche intorno alla cicatrice si creano dei piccoli bozzi duri. Quelli vanno trattati, vanno ammorbiditi in modo che non danno un input disfunzionale anche alla crescita del tono muscolare stesso del gluteo. Ecco. Allora, un attimo ci fermiamo per ricevere quest'altra telefonata. Buonasera, chi è in linea? Pronto? Buonasera, salve. Buonasera, salve. Volevo fare una domanda al professore, se possibile. Certo che sì, prego. Grazie.
Allora, senti professore, io ho un problema con mia madre. Mia madre è stata operata 2 anni fa all'anca sinistra. E niente, dopo un mesetto è uscito il cotole. Cioè, è uscito fuori, giusto? Ed è stata di nuovo operata dopo un mese. Niente, ha fatto la terapia per un mese e dopo neanche 1 anno e mezzo di nuovo il cotole diciamo che è uscito fuori dalla protesi. Deve essere operato nuovamente. Come mai, professore? Che bella domanda. Ci dispiace per la sua mamma, ovviamente. E perché io adesso ho prenotato, allora io non l'ho operata a lui, professore, io sono da Catanzaro, io adesso voglio operare a mia madre. Perché dopo 2 anni, diciamo, sono passati 2 anni, è uscito di nuovo fuori il cotole. E ovvio che uno perde le speranze in Calabria. Vorrei sapere come mai questo cotole è uscito. Ok. Se mi dà qualche spiegazione. La ringrazio. Grazie a lei, può mettere giù e ascoltare la risposta. Grazie. Che è successo a questa signora? Prima volevo soffermarmi sul fatto Sì. che è caos in Calabria. Sì. E questo devo fare una difesa alla categoria perché io sono anche presidente degli ortopedici calabresi. In Calabria ci sono delle belle professionalità. Per fortuna stiamo, diciamo, dando una nuova generazione di primari competenti. Ora c'è stato il primariato a Lamezia, dove è stato nominato un bravo medico. Verrà nominato fra poco un nuovo primario a Catanzaro. Quindi il fatto che i calabresi sono esterofili, perché purtroppo sembra che qualsiasi professionista che venga fuori regione venga vista come la panacea. Anche se poi andiamo su e sono tutti calabresi, la Bravo. maggior parte, quindi questo lo sappiamo. Allora, quindi non si tratta di professionalità, come giustamente dice il dottor Candela, a volte, a parte che poi lo dirà, penso, immagino che lo dirà, sono delle cose che accadono perché ci sarà un motivo, certo, o non soltanto. Va bene, continuiamo. Quindi sfatiamo il tabù. Okay. Purtroppo noi patiamo, ma non voglio addentrare, voglio parlare soltanto di ortopedia. Tranquillizziamo il nostro telespettatore. Allora, il telespettatore deve sapere che è molto importante quanto fa la prima visita dal professionista, perché il professionista è tenuto a dire che l'1% dei pazienti che viene sottoposto a intervento di protesi d'anca può lussarsi. Ok. Questo immaginiamo che venga detto al paziente. Penso che gli è stato detto battuta. in primis. Ok. Questo tipo di, diciamo, complicanza si può verificare, come diceva giustamente lui, se soprattutto nei primi 3 mesi nel post-operatorio, allora il paziente ha fatto dei movimenti che non dovrebbe fare, tipo sedersi su sedie basse, intrarotare, flettere, oppure non utilizzare il rialzo al water, oppure se noi diciamo che non deve caricare subito, magari viene... E questo è molto importante anche la collaborazione che si instaura fra il chirurgo e il fisiatra e il fisioterapista. Cosa un po' più problematica è perché si è verificato dopo 1 anno, 1 anno e mezzo. Allora lì dobbiamo cercare di capire il perché. Perché appunto il cotile non si è osteointegrato e quindi nel tempo ha subito dei lievi ma significativi movimenti che hanno portato appunto al cotile di non essere più posizionato dove l'aveva messo il chirurgo. Perché noi dobbiamo capire che ormai la maggior parte degli interventi di protesi d'anca si fanno senza cemento, quindi si ha il press fit, cioè noi andiamo a mettere ad incastro la protesi o al cotile oppure al femore. Poi è la qualità dell'osso e soprattutto del paziente che va a stimolare l'osteointegrazione. Se questa osteointegrazione non avviene in modo ottimale, allora si possono verificare quei micromovimenti che possono portare all'alterazione. Insomma, certo, alla signora è capitato per ben 2 volte, ritengo che adesso sia un poco
e diventa un po' più problematico per tanti motivi. Uno è quello che più si riopera e più i muscoli non sono più forti come erano prima. E poi bisogna capire la qualità dell'osso, se basta soltanto fare un cotile particolare oppure ci vuole trapianto. Va valutata la situazione. Adesso a distanza giustamente lei non può fare che delle ipotesi, no? Certo. Di quello che potrebbe essere accaduto e di come comunque si potrebbe risolvere questa situazione. Allora, ci fermiamo per il nostro secondo break di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. Gioielleria Scintille Rende del maestro Santo Naccarato. L'arte nel gioiello dal 1987. 4 generazioni e una passione, la qualità. 4.000 metri quadri dove poter scegliere tra classico e moderno, antiquariato e design, creazioni di arredo uniche, originali e delle migliori firme. Per qualsiasi esigenza abitativa, uffici, alberghi, comunità. Attilio Giuliani, arredamenti di qualità dal 1820. A Cosenza in via Duca degli Abruzzi numero 7, centro città. Showroom in corso Mazzini numero 140. Telefono 0984 25 024. www.attiliogiuliani.it. VetLife è la prima clinica specializzata nella cura degli animali domestici e non solo della città di Cosenza. Una struttura di eccellenza e super efficiente nelle tempistiche di intervento. Attivi 24 ore su 24, con un servizio di pronto soccorso veterinario di grande qualità, capace di affrontare qualsiasi emergenza e necessità del momento. VetLife non vi lascia mai da soli. Bentornati amici, allora siamo sempre in diretta, sono le 16, ricordo il nostro numero di telefono 0984 841720 per le vostre domande e ritorniamo a vedere le nostre slide perché è anche interessante vedere questo percorso, io oserei dire obbligatorio, fisioterapico obbligatorio dopo un tipo di intervento del genere, cioè di chirurgia dell'anca. Vediamo. Sì, diciamo che già dalla terza settimana si può cominciare ad usare la cicletta con un sellino alto e poi si possono cominciare a fare, senza tralasciare gli esercizi precedenti, quindi quelli di respirazione e quant'altro, si può iniziare a fare esercizi più importanti anche in carico. Il carico, come diciamo, deve essere progressivo, deve essere un carico inizialmente al 25% del corpo, quindi uno sfioramento sempre alzando il tacco e uscendo con la punta del piede, proprio per stimolare e dare un input propriocettivo al piede per la pompa venosa. Anche quella slide, se puoi rimettere la slide per cortesia? Sì, ritorniamo un attimo sulla slide, perché regia. Ecco. Prima abbiamo parlato dell'accesso anteriore, se si fa un accesso anteriore non può fare quell'esercizio sdraiato pancia in giù, c'ha anche un cuscinetto sotto l'addome per rinforzare un po' i glutei e gli PT, i muscoli diciamo posteriori della coscia. Quindi comunque va contestualizzato tutto, come dicevamo prima. E comunque è importante, dicevamo, anche la collaborazione del paziente, visto che magari all'inizio, mi immagino, c'è ancora un po' di dolore perché questa massa muscolare si è indebolita e quindi anche la partecipazione del paziente è molto importante, no? Per quanto l'approccio debba essere dolce, debba essere... però insomma, penso che un po' la cosa importante è che il paziente non deve mai avere dolore.
Cioè il paziente se sente dolore viene a fare gli esercizi, viene a fare la riabilitazione in modo malvolentieri. Certo. Anzi, magari accogliere il paziente, beviamoci un caffè insieme al paziente, stiamo bene col paziente, facciamolo sentire a casa sua, è questo quello che serve, prima cosa di tutto, Certo. perché un paziente che viene e trova una realtà rigida, anche i muscoli cominceranno ad essere più rigidi, non ha voglia non vuole collaborare, quindi l'ambiente è quella... Ecco, per esempio, per chi guida l'automobile, no? Com'è la situazione in questi casi? Si possono rimettere subito in macchina, deve passare tanto tempo? No, subito in macchina no, perché come abbiamo detto prima non può flettere, non può flettere l'anca e quindi il ginocchio oltre i 90 gradi, quantomeno per le prime 6 settimane. Passare prima di rimettersi Io direi già dopo circa 40 giorni, 45 giorni. E anche dopo aver terminato il percorso iniziale di riabilitazione il paziente dovrebbe iniziare un percorso che dura circa un anno. Per questo la telefonata di prima, la protesi si è lussata. Ma se noi andiamo a fare un lavoro... Ecco, sentite, perché veramente questo è importante. Se noi andiamo a fare un lavoro importante, anche dopo la riabilitazione, il paziente continua, migliora la qualità Sì. Sì. Ci possiamo chiedo scusa, ma diamo anche priorità alle telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono la signora Miceli, chiamo da Castro Libero, avrei un piccolo problema da esporre. Prego. Allora, al dottore, all'osteopata. Sì. Praticamente io ho 68 anni e sono stata operata all'anca, diciamo un mese fa. E alla dimessa, cioè dell'ospedale, mi hanno dato un esercizio da fare a casa, però dà più fastidio, che porta un po' di problemi, porta dolore. In che cosa consiste? Praticamente per 15 minuti dovrei alzare la gamba, diciamo, operata, tipo ogni 6 secondi andando su e giù, su e giù. E dopo nemmeno 10 minuti arriva un dolore nell'inguine. È un dolore insopportabile. Quindi che cosa dovrei fare? E un'altra cosa, siccome ho visto dei fogli lì che fa vedere delle cicatrici, la mia cicatrice è ancora incollata, quindi è un mese e non so che cosa dovrei fare. Se gentilmente può spiegare, dottor Caputo. Adesso rispondiamo alla nostra signora. Grazie per averci chiamato. Rimanga pure ovviamente all'ascolto. Allora, due problemi. Due problemi in uno. Due problemi in uno. La cicatrice? Allora, la cicatrice, se non è stata scollata, può tranquillamente utilizzare una crema alla calendula. La mette sulla cicatrice anche 3-4 volte al giorno e vedrà un miracolo nel giro di 20 giorni. Una crema alla calendula, certo. Bene. È importantissimo. Per quanto riguarda invece l'esercizio, se ho capito, questi sono quegli esercizi che non dovrebbe fare perlomeno per un anno, perché va a sollecitare molto la capsula anteriore dell'anca, anzi dovrebbe fare un esercizio, se io posso consigliare, un po' al contrario, quindi contrarre il muscolo e spingere col piede verso il basso e stirare la capsula anteriore. Infatti il fatto che la signora senta dolore è quello che dicevamo prima, no? Perché un esercizio sia fatto bene e la cosa non si deve avvertire dolore. Non si deve avvertire Quindi dolore. siccome la signora invece ha lamentato questo fatto del dolore, ecco che molto probabilmente è un tipo di esercizio che non deve fare. Sì, specialmente dopo 30 giorni. È ancora prematuro, è ancora insomma, prematuro, no? perfetto. Cioè un tipo di esercizio che lui dice si può fare tra un annetto. Perché, ecco, complessivamente deve passare un anno? Allora, si pensi che quando una persona si opera d'anca e si mette una protesi, sicuramente non ha dolore il giorno prima e il giorno dopo si fa una protesi. Il soggetto sicuramente sarà adattato. Il caso che dicevamo all'inizio dei plantari, nella fattispecie non si può mettere un plantare perché se il soggetto è adattato, dopo tanto tempo che ha dolore e di conseguenza il corpo si adatta a quel fastidio, se mettiamo un plantare su un'impronta sbagliata possiamo creare un'informazione sbagliata al sistema tonico posturale. Per questo noi dobbiamo cercare di fare un lavoro posturale anche durante tutto il primo anno, lavori di coordinazione per evitare lavori di rinforzo di tutta l'articolazione e se si pensa che tutti i nervi che partono dalla parte lombare e dalla parte sacrale innervano anche tutti i muscoli, i rotatori interni e i rotatori esterni dell'anca, pensiamo agli adduttori, pensiamo al piriforme, all'ileopsoas, sono tutti quei muscoli che si inseriscono e avvolgono l'anca. Pensiamo ancora a un'altra cosa, noi quando andiamo a fare un lavoro di riabilitazione manteniamo anche l'articolarità non solo dell'anca ma del ginocchio e del piede.
Perché se pensi per esempio il tensore fasciato, un muscolo che parte dall'iliaco e arriva fino al tubercolo della tibia, attraversa 2 articolazioni, quel muscolo tende sempre a fibrotizzarsi, specialmente dopo un intervento. Certo. Quindi dobbiamo comunque andare a fare un lavoro di rilassamento anche di quel muscolo. Infatti, questi muscoli che poverelli sono stati sofferenti per Sì, tanto tempo, no? Il dolore li ha resi anche e quindi ipotonici. Ipotonici, ecco perché ovviamente pian pianino non è un lavoro che si fa dalla sera alla mattina. Ok, un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera, chi è in linea? Pronto? Pronto? Buonasera, volevo fare una domanda al professor Candela. Sì, prego. Allora, io ho fatto una rabbia sacrale perché sono rimasta bloccata dalla schiena in giù, sulla gamba destra, e mi hanno riscontrato, le leggo il referto, allora, una scoliosi sinistro convessa, segni di spondiloartrosi con sclerosi delle limitanti discosomatiche ed apposizioni osteofitosiche rematomarginali, regolari in ampiezza gli spazi interstomatici. Volevo sapere dal professore se mi devo preoccupare. Ma ora ha dolore? Grazie, la seguo tramite televisione. Signora, le chiedeva se attualmente lei ha dolore. Sì. Solo alla schiena o anche alla gamba? Allora, il dicloreum e poi del pantoprazolo e delle bustine di micetile. E soltanto, prego. Solo alla schiena o anche alla gamba? Io non mi posso... Solo alla schiena, signora? Sì, alla schiena e alla gamba destra. Praticamente io, dalla vita in su mi posso muovere, però giù non posso vestirmi, non posso fare niente. La prima cosa da fare... Grazie signora, tanti auguri, ascolti pure la risposta. Grazie a lei. dottore, grazie. Se c'è sciatica bisogna capire perché c'è sciatica, generalmente è sempre da ernia oppure da discopatie. In questo caso appunto occorrerebbe fare una risonanza per capire la gravità e poi dare la terapia con antinfiammatorio. Sì, che insomma mi par di capire quasi sempre è una terapia antinfiammatoria, no? Sì, quindi sì, magari sì. data a cicli, no? Perché ok. Ritorniamo regia per piacere con le slide. Non abbiamo finito, vero Claudio? No? C'era qualcos'altro. C'era qualcos'altro, vediamo. Allora, quindi è chiaro perché abbiamo, tutto sommato, abbiamo necessità in questi casi di un anno, perché pian pianino dobbiamo ritornare alla normalità. Là abbiamo messo 2 sgabelli proprio per evidenziare la differenza di seduta tra quella bassa e quella alta. Quindi man mano che passa il tempo, man mano possiamo che miglioriamo, caricare, possiamo cominciare a caricare dal 50 al 70% del peso del corpo intorno a questo periodo. Okay. Quanto durano queste sedute di fisioterapia in queste situazioni? Guardi, il discorso è sempre soggettivo, non si può dare un tempo o un protocollo. Sicuramente va da circa 1 ora e mezza a circa 2 ore e mezza, dipende dal paziente. Dipende una singola seduta? Una singola seduta, è tanto sì. però. Per questo dico dipende dal paziente. Insomma. Come abbiamo detto prima, se è un paziente che è già un paziente allenato, visto che di protesi oggi si operano le persone, i ragazzi di 20 anni, un paziente ben allenato, magari uno sportivo e quant'altro, può stare tranquillamente anche 2 ore. Anche di meno, anche un po' di meno. Certo. Abbiamo finito con le slide? C'era poi questi sono esercizi più importanti, vedi, va sempre contestualizzato al soggetto. Sì. Qua si cominciano tutti quegli esercizi posturali, tutti gli esercizi propriocettivi, di stabilizzazione dell'articolazione stessa. Sì. Da 3 mesi a 1 anno può cominciare quella riabilitazione di cui parlavamo prima. Quindi che immagino lì poi man mano che si va avanti nel tempo, sì, queste 2 ore e mezza possono anche fluire, sì, no? decisamente. Assolutamente. Vabbè, questo è, sì.
Gli esercizi a cosa aiutano? Aiutano a migliorare il tono muscolare, ridurre il rischio di caduta, migliorare la qualità dell'osso. E a tenere il peso sotto controllo. Siamo sempre là, amici. Sì. Però io dico che anche in questo caso, no, poi è l'abitudine che si fa a mangiare in maniera corretta, che poi va bene per tutte le altre cose, va bene per le patologie appunto correlate a questo tipo di problema qui, ma tante altre cose. Telefono, ok. Pronto? Sì, buonasera. pronto? Buonasera, chi è in linea? Sì. Prego signora. Sì, grazie. Può parlare già in diretta. Sì, grazie. Telefono da Castro Libero pure io e volevo fare 2 domande principalmente, non so se... Gliele concediamo 2 domande, signora. Grazie. Prego. Allora, tempo addietro sono caduta e ho avuto un infossamento di L2 e mi hanno detto che su questo non si può fare nulla. Né a livello semplicemente aiutare con esercizi di posturale, non aumentare di peso e questo. A seguito di quella caduta ho fatto pure una risonanza e ci sono state, fra le altre cose, non ne avevo proprio contezza, sia protrusioni, sia bulging, ernie, ma la cosa che mi incuriosiva di più era di sapere i fenomeni disidratativi dei dischi intersomatici possono essere, perché sono usciti anche questi, possono essere curati in qualche maniera, la prima domanda, e un nucleo angiomatoso su L5. Anche questo mi hanno detto che non si può fare nulla, volevo capire effettivamente se è vero. Grazie tante. Grazie a lei, tanti auguri, ascolti pure la risposta. La vedevo un poco così, dottor Candela, su quest'ultima... No, perché? Il nucleo angiomatoso va bene, non è niente di particolare, si può stare tranquillissimi. I fenomeni disidratativi è normale, con l'aumento dell'età si perde acqua, quindi quel famoso nucleo polposo diventa più rigido e quindi è normale che è un qualcosa che lentamente va avanti nel tempo. Che non può Possiamo fare nulla per questa disidratazione, questo tipo di... Sempre il peso. Se è una che magari va a cavallo non ce la facciamo andare, se gioca a pallavolo non ce la facciamo fare. Certo. Gli facciamo fare tutto quello che è possibile fare in scarico. Ok, che non abbiamo anche un forte... sì, e infatti anche quello, no? Per il tipo di intervento di cui stiamo parlando, lei diceva all'inizio, dottor Candela, all'inizio della trasmissione, diceva addirittura molti, soprattutto perché l'età abbiamo detto che si è abbassata, vogliono poi dopo l'intervento ritornare a fare sport, attività sportive, eccetera. Ecco, diciamo che chiaramente non gli facciamo fare lo sci, credo, immagino, me lo dica lei poi. Guardi, io porto, ma non è che come ad esempio, nella mia carriera ho avuto un paziente un po' disubbidiente. Sì? Ogni tanto capita, sì, perché io generalmente cerco di stipulare una specie di accordo col paziente, cioè si sceglie l'ospedale che dirigo, allora devono attenersi a delle regole ben precise, perché l'ottimo risultato lo fa il chirurgo, ma lo fa il fisiatra e l'obbedienza del paziente. Certo. Poi generalmente le persone un po' più incaute a volte sono pure aiutate dalla sorte. Escono fuori dal coro. Sì, alcuni. questo paziente in decima giornata è andato a fare sci nautico. Quando me l'ha detto mi sono rizzati i capelli, però per fortuna non è successo niente. È andato tutto bene. Ora però non voglio dire che bisogna fare lo sci nautico, però ci sono tipo la corsetta, andare in bicicletta, ci sono delle cose che permettiamo di fare. Sono permesse. Sì. Pronto? Pronto, buonasera. Prego. Da dove ci chiama? Sì, mi chiamo Andrea Falbo e chiamo da Cosenza. Prego Andrea. Sì, niente, no, io poco fa abbiamo acceso la TV con mia moglie. Allora Andrea, prima la sentivamo benissimo, cosa ha combinato al telefono? Mi sente? Sono al telefonino, non so se mi sente. La sentiamo un po' lontana, comunque ci sforzeremo. Cerco di avvicinarmi un attimino. Ecco, adesso va bene. No, niente. Sì, poc'anzi abbiamo acceso la televisione con mia moglie e abbiamo visto i vostri illustri ospiti e siamo rimasti favorevolmente colpiti, in quanto abbiamo avuto la fortuna di incontrare nel nostro percorso sia il dottore Candela che il dottore Caputo.
Mia moglie qualche mese fa ha subito un incidente, diciamo banale, però è stata la rottura dell'omero, poi si è rivelato insomma un incidente abbastanza particolare. È stata operata dal dottore Candela e combinazione la riabilitazione è stata, diciamo, non l'abbiamo portata fatta avanti. apposta, Come? no, dico i casi della vita, ritrovarseli insieme. Sì, volevo portare la nostra, diciamo, la mia testimonianza perché abbiamo trovato intanto grande competenza e professionalità nel dottore Candela, che l'ha operata a Paola, e devo dire che anche il reparto di Paola è un reparto straordinariamente efficiente e un'eccellenza, diciamo, della nostra Calabria. E quindi niente, il discorso è che qui in Calabria abbiamo strutture anche importanti e le dobbiamo valorizzare. E allo stesso modo col dottore Caputo abbiamo trovato un giovane in gamba, preparato, di grande umanità. Ecco, volevamo approfittare di questa occasione proprio per portare la nostra testimonianza in questa terra che spesso va, diciamo, sulla cronaca per motivi negativi, specialmente per quanto riguarda la sanità, è vero. A noi ha fatto tanto piacere, immagino anche a voi, questa telefonata, no? Andrea, ci ha fatto veramente piacere perché anche motivare, anche, come dire, anche motivo d'orgoglio per noi, no? Perché loro fanno la professione anche difficile per tanti versi e quindi molte volte ci si ritrova ad operare in ambienti magari che per tanti motivi non possono offrire il meglio, però loro veramente danno il massimo di quello che possono, e mi riferisco in special modo ai medici ospedalieri. Quindi... Sì, loro danno il massimo e rispetto, diciamo, ad altre realtà anche del nord devono dare ancora di più perché si trovano di fronte a delle situazioni veramente difficili, e quindi io lo dico davvero con grande soddisfazione ed orgoglio, sia da marito, da cittadino calabrese, e mi permetto di aggiungere anche da rappresentante delle istituzioni, in quanto ricopre il ruolo di consigliere comunale a Cosenza. Quindi davvero un grande grazie. Bene, siamo contenti che tutto è andato per il meglio e grazie a lei per la sua testimonianza. Diceva, dottore Candela? A questo punto un plauso va fatto all'equipe, dalla persona che accudisce i pazienti nella pulizia a tutti gli infermieri coordinati in modo egregio dalla caposala Francesca e a tutta l'equipe operatoria. Bravi a tutti e insomma... E un ultimo anche agli anestesisti, se no poi magari... Ecco, io dovrò fare una puntata con gli anestesisti. Volentieri. Perché guarda, veramente ci pensavo proprio ieri, no? E loro insomma sono dei professionisti che per alcuni motivi che devono essere bravissimi, preparatissimi come tutti gli altri, però per tanti motivi rimangono sempre un poco nell'ombra. No? Questo però è vero? Lo devo dire, ormai noi da un punto di vista sia ortotraumatologico, in anestesia generale operiamo veramente poco. Abbiamo un'equipe di anestesisti che fanno anestesie locoregionali, fanno blocchi nervosi. Ormai l'anestesia generale è difficile farla, la facciamo magari nei bimbi, che è più dolorosa, ma anche nei bimbi si tende a fare anche l'anestesia periferica. Certo. Allora, siamo veramente negli ultimi minuti, quindi se avete in animo di fare qualche domanda e quindi di telefonarci, affrettatevi perché siamo negli ultimi minuti che volevo dedicare alle possibili conseguenze negative, adesso non mi viene il termine come le complicanze. Le complicanze. Che purtroppo esistono. Una di queste è la lussazione. Però la cosa più temibile per l'ortopedico, e purtroppo bisogna dirlo, sono altre due. Una è l'infezione e l'altra sono le embolie. Nonostante noi facciamo tutto quello che è da protocollo, però purtroppo l'1% può andare incontro ad embolia polmonare e l'1% può andare incontro ad infezione. E se si infetta una protesi diventa un vero calvario. E so che magari, insomma, anche per leggevo che per alcune situazioni bisogna avvisare altri professionisti, non so, in caso di cure dentarie, di prendere sempre, di fare una terapia antibiotica, sì, no? Ogni qualvolta, cioè l'anello debole di tutto qual è? È che la protesi viene vista dal nostro organismo come un corpo estraneo.
Uno che ha un ascesso oppure uno che ha una febbre deve sempre rendere edotto il paziente che deve fare una terapia antibiotica, perché questi germi, se vanno in circolo, si fermano purtroppo dove c'è il corpo estraneo, o la protesi oppure una protesi valvolare a livello cardiaco. Bisogna sempre fare una prevenzione. Possono provocare anche, tra virgolette, non so se sbaglio, un rigetto così di questa protesi? La protesi si rigetta perché nel momento in cui si ha l'infezione, allora a quel punto, siccome la deve essere tolta poi, che succede? Sì, perché siccome la vascolarizzazione lì non è in modo ottimale, quindi l'antibiotico non può essere veicolato, anche perché fra la protesi e l'osso si forma una patina in cui i germi vivono molto bene, e quindi non arrivandoci l'antibiotico l'unico modo per eradicare l'infezione e togliere la protesi è mettere uno spaziatore di cemento con l'antibiotico. Ho capito. Poi vabbè, il fatto che magari se siamo in aeroporto e suona, quello non ce n'è più. Ma si tende a munire il paziente con delle etichette che dimostrano appunto il tipo di protesi. Ma quella è, diciamo, la cosa più Questo semplice, per una volta no? ci stiamo adeguando al nord, anche noi. Sì, ci stiamo adeguando al nord. Volevi aggiungere qualcosa? Siamo veramente agli ultimi minuti. Una cosa bella che ha detto il dottore poc'anzi che ci terrei è il lavoro di equip, che purtroppo oggi non solo in Calabria o al sud, ma anche un po' in tutta Italia. Quello che si cerca di fare, che anche io sto cercando di fare con dei colleghi, è proprio un lavoro di equip, quindi non solo anche con la scuola di naturopatia dove collaboro tantissimo, stiamo cercando di fare un lavoro davvero importante per il paziente. Ma è indispensabile nel vostro campo? È indispensabile. È indispensabile, cioè non penso che è vero che poi ci sono, non so, anche forse le gelosie, perché non si, cioè, perché c'è questa difficoltà a collaborare? Perché non siamo elevati, energeticamente non ci stiamo elevando. Sì, però a volte non è sempre bello far operare, poi ci sono no, scherzo. Cioè il problema è questo, io vengo da una scuola che mi ha permesso di operare molto ma molto presto, quindi io cerco di dare a tutti i miei collaboratori che nel tempo purtroppo per tante vicissitudini, perché la Calabria essendo in piano di rientro, quindi con i concorsi bloccati, e tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di trovare un posto fisso o fuori regione o in altre parti della Calabria dove hanno scelto. Però io rimango sempre del fatto che un uomo solo al comando non va bene, nel senso il lavoro d'equipe è fondamentale e continuerò sempre a dare quello che so, a trasmetterlo ai miei collaboratori. L'esperienza e i saperi, perché soltanto così a mio avviso si cresce, insomma, perché tenendoti tutto per sé alla fine poi non si va da nessuna parte. Sì, dobbiamo chiudere, lo so. Grazie, vi ringrazio veramente tanto, è stata una bella puntata, grazie al dottor Massimo Candela, grazie a Claudio Caputo e grazie a voi soprattutto amici da casa per averci seguito, e io vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Sono anche in grado di anticiparvi di cosa parleremo, e parleremo di un'altra tematica abbastanza comune, di calcolosi renale. A mercoledì amici, buona serata.